Radio Libertà, che consente a noi, il nostro gruppo di volontari, l'associazione, di poter essere disponibili ai nostri ascoltatori su qualunque tematica riguardante come base il codice della strada con tutte le sue evoluzioni come mobilità, circolazione, sicurezza, e soprattutto nello spiegare cosa facciamo noi come ufficio, il nostro ufficio che è Ufficio Rapporti Sociali, che si trova a None attualmente come punto di riferimento. Noi in questa trasmissione, chi volesse parlare alla radio può fare lo 02 92 94 7222 oppure mandare dei messaggi al 340 67 09 659. Il nostro numero di base è 328 07 15 232 con la nostra mail rapportisociali@libero.it. Io sono cosiddetto coordinatore, mi è stato dato questa opportunità, visto che ho più tempo degli altri, perché la nostra associazione è formata da volontari che sono ingegneri, architetti, geometri, commercialisti, medici, avvocati, commercianti, patronato, CAF, e abbiamo altre attività sempre disponibili per chi è solo, chi è ammalato, chi è disoccupato, chi non ha punti di riferimento, chi ha dei problemi, ci telefona, noi cerchiamo di vedere il più possibile di risolvere le problematiche. Questo riguarda l'ufficio Rapporti Sociali, alla quale questa grandissima Radio Libertà ha dato l'opportunità di parlare con voi, da come ho capito, per luglio-agosto, per questo periodo, dalle 11 a mezzogiorno il sabato. Poi vedremo se è il caso di fare qualcosa di diverso. Per adesso chiunque volesse dare informazioni può approfittare dei messaggi, perché quando siamo in due in collegamento la linea non c'è più disponibile per chi chiama. Può però mandare messaggi, come ripeto, al 340 67 09 659. Oggi con me, come sempre voi lo conoscerete, c'è l'architetto Arturo Calligaro, perché io da solo alla mia età non ci arriverei neanche dopo la terza elementare, non so dove, e grazie a lui riusciamo a fare una trasmissione che credo sia più che soddisfacente per gli ascoltatori. Quindi Arturo, se sei lì ti ringrazio, poi ti darei i due punti di discussione, visto che è una tematica importante, che parliamo soprattutto del Piemonte e della città di Torino, che vi assicuro c'è già tanta di quella roba che un'ora è pochissimo per poterne parlare di settimana, però come codice della strada parliamo a numero di tutta la popolazione italiana. Ciao Arturo, benvenuto e grazie, scusami per il disturbo perché so che tu sei impegnato con i tuoi nipotini, però una mano me la devi dare. Benvenuto Arturo. Grazie, ciao Luigi, un ringraziamento alla regia e un saluto agli ascoltatori. Sì, noi ringraziamo la radio per averci dato questo spazio. Tu hai illustrato la rete di servizi che viene fornita a chiunque ne abbia bisogno, perché la nostra missione è quella di aiutare le persone che in qualche modo sono in difficoltà e che non trovano le informazioni corrette nella forma ufficiale, quindi magari dare suggerimenti, inviti, un aiuto concreto proprio a chi ha bisogno, quindi in modo assolutamente gratuito, quindi chiunque può contattarci e noi cerchiamo di dare una risposta. Quando non possiamo darla noi, indichiamo a chi rivolgersi per avere risposte, no? su tutti gli argomenti che in qualche modo ci andiamo a rappresentare, no? Per cui, come dicevi tu, noi siamo partiti soprattutto sui problemi dell'automobile, perché diciamo che la nostra nascita è quella di segnalare quelle che sono le incongruenze, quelle che sono
le inefficienze del nostro sistema viario e dei trasporti, in particolare, come dicevi tu, con il Piemonte e la città di Torino, ma non disdegniamo su argomenti che conosciamo soprattutto anche di dare un parere su altre parti d'Italia, anche perché le normative tipo il codice stradale o tipo la gestione del sistema autostradale, tanto per dirne una, è organizzato su forma nazionale con delle leggi che derivano dallo Stato centrale. La notizia, se mi consenti, che ho letto già oggi sulla stampa riguardo a quello che interessa Torino, i torinesi e in qualche modo l'automobile, è che viene propagandato un sistema di restringimento e allargamento di carreggiata in base al traffico sulla Torino-Savona, e questo dovrebbe servire a ridurre le code dei torinesi che si recano in Liguria per le magari meritate sofferte ferie, e che ogni sabato e ogni domenica si trovano costretti a percorrere questa che non è un'autostrada ma una via Crucis, e quindi tutti gli artifici che vengono realizzati per snellire un po' il traffico sono benvenuti, però questo nulla toglie alle considerazioni generali che un'autostrada degli anni 60, ampliata nel corso degli anni, potenziata e quant'altro, si trovi da una serie incredibile di anni con dei cantieri che non consentono la perfetta fruizione di questa autostrada. Abbiamo molti chilometri di questa autostrada dove il limite è i 60 all'ora, una cosa incredibile, pur mantenendo invariato il pagamento. Quindi questa è la notizia che volevo appunto portare all'attenzione del nostro pubblico e della nostra trasmissione, perché interessa Torino e soprattutto su quelli che magari devono recarsi con la famiglia in ferie, che impiegano molte ore per raggiungere le località balneari. Sì, però Arturo, scusa, tanto possiamo fare l'intervento così, e te l'ho detto, perché la gente fa piacere, però noi dobbiamo anche ricordare a livello generale cosa dice il codice della strada e cosa dice dal 7 luglio. Poi, per quanto hai iniziato tu, abbiamo anche la problematica della voragine sottopasso idropolitana, sai, il Corso Unità d'Italia, poi parleremo anche di questo, ti leggo l'articolino e tu dai le spiegazioni, perché ragazzo, il Corso Unità d'Italia sai cosa vuol dire? Quello che poi ti dovrebbe portare sull'autostrada da quale stavi parlando tu, ma se vai di lì non ci passi, primo. Secondo, a Torino poi in agosto abbiamo le strisce blu sospese per 2 settimane, spiegheremo dove, quando e come e a chi, perché qui è tutto aumentato, i costi delle soste, delle fermate sono aumentati del 20%, perché è questo che noi dobbiamo discutere, Arturo. Noi non siamo né di destra né di sinistra né di centro, siamo al di sopra e siamo qui per mettere a contatto chi ci ascolta di quello che poi subisce appena si muove e parla poi di persona, perché il codice della strada, caro Arturo, poi voglio il tuo parere, dal 7 luglio ha un obbligo di legge, leggo quello che c'è scritto così nessuno ci può contestare, e questo l'abbiamo sempre fatto da 25 anni, l'obbligo di legge è devastante, quindi dovrai adattarti subito o ti sfilano via l'auto da sotto i piedi. Perché? È il cosiddetto limitatore di velocità. Io leggo perché non so di cosa dico. Allora, il mese di luglio si preannuncia come uno di quelli più importanti per il mondo delle auto, ammesso che facciamo ancora le auto a Torino. Allora, sono tante infatti le novità che questo mese porterà con sé, a partire dal nuovo codice della strada, che è quello per il quale è stata ci hanno permesso di poter parlare con questa radio in questo periodo, che sarebbe il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il nostro, questo ve lo lasciate dire, Matteo Salvini, che dovrebbe ottenere l'approvazione proprio in queste settimane, prima dell'inizio dell'esame estivo.
che caratterizza ogni mese di agosto. Allora, il nuovo codice della strada. Adesso aspetta, amore, poi era iniziato. C'è Sì? qualcuno che parla? Sì. Ma Pronto? stanno parlando altri? No, sono io che non ti sentivo più, Luigi, continua Scusa, pure. scusa. Allora, il nuovo codice della strada non è l'unica novità che arriverà nel mese di luglio 2024. Infatti c'è un nuovo obbligo, o sarebbe meglio dire una lista di obblighi, sentimi bene Arturo che poi dovrei spiegare, molto importante, che saranno imposti niente meno che dalla Commissione europea. Vedi dove stiamo andando, quindi argomento più che attuale. Quindi stiamo parlando dell'obbligo di avere installato sulle auto di nuova generazione i sistemi ADAS, ovvero i sistemi di sicurezza che possono fare la differenza tra la vita e la morte in caso di incidente. Sono entrambe due novità molto importanti che hanno un obiettivo, ovvero abbassare il più possibile l'altissimo numero di incidenti che ogni giorno avviene sulle strade europee e su quelle italiane. Quindi il nuovo obbligo che dal 7 luglio entrerà in vigore di installare questo limitatore di velocità, che è un dispositivo in grado di adattare l'andatura del mezzo in base al tratto stradale in cui si trova. Tu lo spiegherai perché ce l'hai di sicuro. Di fatto serve per evitare che gli automobilisti commettano un eccesso di velocità che sappiamo essere tra le principali cause di incidenti in tutto il mondo. Al guidatore resta comunque la possibilità di aumentare la velocità del mezzo, ignorando quindi i segnali emessi dal sistema. Le case automobilistiche hanno però l'obbligo di adeguarsi a tutte le nuove auto immatricolate dopo questa data e dovranno essere per forza dotate di questo dispositivo. Che cosa succede se non hai il limitatore di velocità? Se sulla tua auto da 7 luglio non avrai installato questo dispositivo, ma soltanto se l'avrai comprata dopo questa data, quindi se non hai già installato il dispositivo o se non l'hai nella macchina che hai appena comprata, allora rischierai grosso. Infatti le multe per chi viene sorpreso e non in regola sono compresi tra un minimo di 967 euro e un massimo di, Arturo, 3.867, dice cifre parecchie alte, perché le sanzioni sono ancora peggiori per chi manomette il limitatore di velocità. Tu poi mi spiegherai come si può fare. In questo caso si può arrivare a prendere una multa compresa tra un minimo di 967 e un massimo, come ho detto prima, di 3.867 euro. Ecco perché, Arturo, voglio che tu lo spieghi, perché qua quando si tratta di prendere soldi, di farti pagare per delle cose che non sei in grado di capire o di attuare, eccetera, non sei a conoscenza, vedi che ci premettono da 700 a 4.000 euro. Arturo, ma dove stiamo andando? Scusa, spiega un po' tu questo punto, grazie. Sì, la sanzione superiore sono i 2 mesi di fucilazione alle spalle, cioè sono le grida manzoniane, ma non dobbiamo preoccupare gli ascoltatori perché questo è un onere delle case automobilistiche, quindi chi ha comprato la macchina prima di quella data non ha questo obbligo, anche se i sistemi di sicurezza ci sono già, perché nelle autovetture più recenti esiste il limitatore di velocità che viene impostato manualmente dal guidatore, quindi il guidatore sa che quella strada ha il limite dei 70, la imposta e quindi automaticamente è sicuro di non incorrere in qualche contravvenzione per superare il limite. Il problema è per le case automobilistiche che dopo quella data dovranno mettere i limitatori di velocità intelligenti. Anche qua il rischio è che con un grande fratello che controlla, quindi anche il limitatore che tramite il GPS sa quali sono i limiti delle strade, ti condiziona la guida.
E anche qui un fatto di sicurezza è che se ti imposta automaticamente una velocità, se tu hai bisogno per caso di fare un sorpasso o una qualche manovra di emergenza, tu devi essere informato e poi disinserire l'apparecchiatura. Io sono scettico sul fatto che il numero di incidenti, la causa principale per il numero di incidenti sia la velocità. In Italia la causa principale, quello che poi affronterai tu, è la manutenzione stradale. Abbiamo una rete stradale alla quale non viene fatta nessuna manutenzione, e lo ricorderai poi più avanti. Il caso della Torino-Savona è emblematico, quello che si citava prima, e la prima causa è proprio la manutenzione del manto stradale, che almeno in Piemonte, anche dopo le ultime piogge abbondanti, hanno fatto sì che mettesse a nudo qual è lo stato della manutenzione della rete stradale piemontese. Detto questo limitatore verrà messo dalle case automobilistiche, come quando una normativa ha imposto l'installazione dell'airbag. Quello che c'è da riflettere è che questa Europa impone questi meccanismi per il controllo della velocità, ma questa Europa non dà disposizioni sulla manutenzione delle strade, i requisiti minimi che devono avere le strade, i requisiti minimi che devono avere le autostrade per essere chiamate autostrade e conseguentemente tutto quello che viene collegato a una normativa che proviene dall'Europa. Le sanzioni che dicevi tu non devono spaventare i cittadini, perché devono spaventarle solo in caso di manomissione. Come adesso tu puoi gestire il regolatore di velocità in un'autovettura abbastanza recente, ovviamente potrai disinserirlo e gestirlo anche successivamente, perché appunto per motivi di sicurezza non può essere un sistema bloccato che impedisca l'intervento manuale del guidatore. E questi sistemi, ovviamente, un buon programmatore, un buon elettrauto, come si fa per i monopattini elettrici che dovrebbero andare ai 18 all'ora, 20 all'ora, anche in questo contesto, se uno vuole trasgredire i sistemi per aggirare questi meccanismi, ci sono per le bici elettriche, ci sono per i monopattini, ci sono per altre parti dell'automobile, no? Pensiamo a tutti gli strumenti per ridurre l'inquinamento, che in qualche modo portano notevoli problemi e che qualcuno disinserisce o disattiva. Per cui per fortuna viviamo ancora in uno stato liberale dove il grande fratello non arriva così nel dettaglio, però la mia preoccupazione è che anche questo sistema, il fatto che tu tu non possa modificare una velocità e che un sistema esterno ti possa controllare la velocità, la cosa non mi piace molto, anche se è fatta per motivi di sicurezza. Abbiamo visto cosa vuol dire per motivi di sicurezza anche bloccare la gente in casa, no? E se tu uscivi di casa avevi i droni o quant'altro, sempre per un secondo fine. Quindi, come diceva quello, la strada dell'inferno è lastricata di buone intenzioni, e come fanno i comuni per fare cassa si nascondono dietro il dito della sicurezza, no? Vediamo tutti gli autovelox, i dispositivi Vista Red che vengono installati con la scusa della sicurezza e la riduzione dei numeri, il numero degli incidenti, però non disdegnano anche di un cospicuo introito economico per le loro casse. Ultima analisi che mi permetto di fare, e anche questo andrà a vantaggio delle compagnie assicuratrici, perché quando si tratterà di indennizzare poi qualcuno in caso di un incidente, anche questo elemento entrerà in gioco.
magari il limite dei 70 viene verificato da queste apparecchiature, da questi sistemi informatici, che anziché i 70 tu facevi i 71 e i 72, ebbene la compagnia assicuratrice potrebbe evitare di pagarti il sinistro. Per cui sono tutti sistemi che in qualche modo ti sottraggono un po' di libertà, a discapito ovviamente della sicurezza, perché non te la sottraggono per nulla. Non possono dirti che vogliono controllarti e poi eventualmente fare cassa, perché questi sistemi rileveranno ogni superamento della velocità, e se sei in una zona sanzionabile ti metteranno un cartello dicendo limite dei sistemi elettronici per il controllo della velocità, e loro si salvano la coscienza dicendo che ti avevano avvertito. Quindi se tu poi vai ai 72 all'ora sei passibile di ammenda, di sanzione, di sottrazione dei punti sulla patente, di frustate alla schiena, perché adesso l'automobilista è visto come il massimo inquinatore, quello che commette le stragi più efferate. Sì, in effetti ci sono degli automobilisti che trasgrediscono, però non si può dare la patente a tutti gli automobilisti di essere dei contravventori a colpa di qualcuno. È come se ci sono i rapinatori delle banche, quindi tutti i cittadini fanno parte della categoria dei rapinatori. Oppure se qualche commerciante va delle tasse, tutti i commercianti sono degli evasori. Quindi è troppo facile generalizzare anche in questo contesto, e la generalizzazione provoca appunto il movimento di dire sì, ti mettono questi sistemi ma lo fanno per la tua sicurezza, e non si dice che ti sottraggono un po' della tua libertà. Io sono un po' contrario a tutti i sistemi del Grande Fratello, perché succede come i pagamenti elettronici, come era successo in Grecia nel momento della crisi, quando qualcuno schiaccia il bottone e azzera tutti i prelievi, tu non hai magari neanche i soldi per pagare il pane, perché tutti oramai siamo indirizzati anche i pagamenti verso sistemi informatici. Quindi io la tecnologia l'apprezzo, ma ho qualche perplessità in questo contesto. Che ne dici, Luigi? Io direi adesso, visto che poi dobbiamo dare un attimo di pausa, perché della mezz'ora, sai, dobbiamo lasciare un attimo per la pubblicità, ricordare che chi vuole richiedere qualcosa può mandare dei messaggi al 340 6709 659, oppure poi quando è finita la trasmissione, se vuole parlare direttamente, può chiamare noi al 328 0715 232, oppure chiedere alla radio, che gli daranno poi le indirizzi, le disponibilità per poterci trovare a loro disposizione. Adesso lasciamo un attimo di spazio alla radio, e poi il regista ci dirà, per riprendere la seconda parte, che riguarda te personalmente, caro Arturo, perché mi riferisco tra Torino e Moncaglieri, città della quale tu sei orgoglioso rappresentante, e goditi anche il bene e il male. A voi studio, grazie. Per interagire con Radio Libertà, inviaci un messaggio di testo, audio, video al nuovo numero dedicato a te: 340 6709 659 340 6709 659. Rimani connesso con Radio Libertà, la tua radio. Rientriamo in diretta con il messaggio di Carlina, che ci scrive: bentornati Luigi e Arturo, a cui ridò la linea. Grazie, molto gentile. Sì, ma noi come sempre leggiamo quello che c'è scritto, quindi è per quello che la gente è contenta, perché sa che quello che noi diciamo corrisponde alla verità. Allora, caro Arturo, nella seconda parte ti arrangi, ti devi divertire, perché
Parto dalla fine dell'articolino che riguarda questa voragine dal sottopasso idropolitana, viabilità da incubo in corso Unità d'Italia. Perché? Perché tra Torino e Moncalieri incidente tra 7 auto e traffico in TIRD, Maxi carambola, le prime luci dell'alba, code, rallentamenti fino in Piazza Begasi. Guarda che sto parlando di ieri sera, Arturo. Allora, ti leggo di cosa si tratta. Voragine dovuta a che cosa? E qui lo dicevi prima. Perché però noi le multe le paghiamo, i soldi ce li hanno, ma dove li spendono? Come vengono usati? Spero il discorso che si faceva anche prima. Allora, prima dell'idropolitana, poi il sottopasso del Lingotto, da mercoledì in aggiunta ci si è messa anche una voragine a complicare i piani dei cittadini, e tu la conosci bene quella zona. Non sono certo giorni semplici per la zona sud di Torino, in balia dei cantieri, dice, e degli ingorghi, 3 dei quali in appena 2 chilometri tra il Bauto e l'Imbocco di Corso Trieste, tu spiegherai dove sono, quindi lungo Corso Unità d'Italia, un autentico inferno degli automobilisti, soprattutto per chi ha la sfortuna di passare nelle ore di punta e dopo le ore 17, quindi adesso ti insegneranno anche a che ora devi usare la macchina, quando la puoi usare, come la puoi usare e se la devi usare. Io voglio essere chiaro, la vedo così. Allora, il sottopasso, per consentire l'avanzamento del cantiere del sottopasso del Lingotto, Arturo, invece è stata chiusa la semicarreggiata nord in direzione di Corso Giambone. A breve verrà inoltre avviata la nuova gara d'appalto per l'affidamento del quarto lotto di interventi relativi al tratto sottostante il Parco Millefonti e Corso Unità d'Italia. Quando la gara sarà aggiudicata con l'impresa, verrà concordato un piano di lavori che ovviamente porterà ad altre chiusure. Pensa dove stiamo andando avanti. Ultimo capitolo, quello legato a Corso Marolcelli, perché al momento sono ancora in corso le operazioni di verifica legate al cedimento di un canale fognario. Quindi anche tu non so io di cosa si tratta. E poi è da Piazzale Ceirano, infatti, che iniziano i problemi. Con auto in colonna su tutte e 3 le corsie fino all'altezza della rotonda Marolcelli, a cui vanno ad aggiungersi coloro che arrivano dal sottopasso, e di cartelli che indicano l'ultima chiusura, quella di Corso Marolcelli se ne vedono ben pochi e non saltano certo all'occhio dove c'è scritto Corso Marolcelli chiuso, direzione Ventimiglia. Questi sono quelli che sono sottoscritti. Quindi, per concludere, così i più distratti che passano oltre la piazza dimenticandosi delle deviazioni stradali sono costretti ad arrivare fino alla rotonda prima di tornare indietro, riprendendo Corso Unità nel senso opposto di marcia, dove la musica non cambia di una virgola. Nuove code con il tunnel del Lingotto chiuso e di certo con agevole situazione. Divertiti, Arturo, spiega bene. Sì, c'è da dire come battuta che su Corso Unità d'Italia è piazzato un autovelo 670 all'ora, no? E quello non è interessato dai lavori, quindi 100 metri dopo c'è i cantieri, ma quello continua a funzionare imperterrito, no? Per chi è in quelle ore che magari il traffico può essere snellito e eliminato. Ricordo che per chi non è di Torino, Corso Unità d'Italia ha 3 corsie per ogni senso di marcia, ha uno spartitraffico centrale molto largo, quindi l'imposizione può essere considerata un'autostrada o una superstrada perché ha le caratteristiche per poter, fin da quando è stata realizzata, per poter essere un nodo di veloce scorrimento per chi entra o esce da Torino.
però capisci che l'ambizione di fare cassa fa passare sopra a tutte queste considerazioni, ovviamente con la scusa della sicurezza e evitare gli incidenti. Su una strada che si può percorrere tranquillamente 110 metti il limite dei 70, no? Queste sono le amministrazioni comunali che governano la città di Torino, diciamo, hanno un'impostazione ideologica in quel senso, no? Prima la sinistra, il PD con Fassino, poi l'Appendino, i 5 Stelle, adesso di nuovo il PD. È chiaro che questa gente ha bisogno di fare cassa per finanziare i vari gay pride, le altre iniziative suggestive che vengono in testa a loro. Ma ritornando invece alla via Crucis che assilla gli automobilisti che devono attraversare la zona sud di Torino o che devono arrivare a Torino dalla zona sud, no? Il grande bacino del Cuneese, del Carmagnolese, del Chierese deve per forza, vista la presenza della collina torinese che non consente altri accessi e vista il furore ambientalista che ha impedito la realizzazione della tangenziale est, che sarebbe servita a chiudere l'anello autostradale, tutti quelli che arrivano dalla zona sud per recarsi nella zona nord o prendono la tangenziale, si fanno 40 chilometri, oppure devono attraversare obtorto collo la città di Torino per poter raggiungere la zona nord. Noi viviamo in questa realtà dove poi appunto abbiamo le amministrazioni che aumentano il biglietto del pullman per non far usare l'automobile, scoraggiare l'uso dell'autovettura. Cosa fanno? Aumentano il biglietto dei servizi pubblici, aumentano le tariffe dei parcheggi, riducono anche nel periodo estivo i periodi di gratuità del parcheggio, dei parcheggi a pagamento, e questo nel contesto di un'ottica che dice che l'automobile serve solo come la gallina dalle uova d'oro. Gli automobilisti devono a Torino pagare molto di più di quello che pagano in altre zone d'Italia. Poi le considerazioni sulle chiusure Euro 4 o quant'altro che sono state affrontate in Piemonte, magari parleremo in un'altra trasmissione. Ma la storia infinita dei cantieri che con queste amministrazioni, che sono così solerti alla sicurezza degli automobilisti, non sono così solerti a programmare e a pianificare i lavori. Il sottopassaggio del Lingotto soffre nella sua realtà oramai da quando è stata aperta l'ultima tranche della metropolitana torinese, che non mi stancherò mai di dire, per realizzare gli ultimi 800 metri abbiamo impiegato 10 anni, proprio per la storia di come funzionano, no? Gli appalti nel nostro territorio, no? Quindi la gara viene vinta da una ditta che poi fa fallimento, quindi bisogna rifare un'altra gara, la seconda classificata fa ricorso contro la prima e quindi si va in tutte le sentenze di giudizio fino al Consiglio di Stato prima di far partire i lavori. Quindi, conoscendo la realtà della burocrazia italiana, questi amministratori vedono solo il lasso di tempo che interessa loro, no? Fino alla prossima rielezione, no? Non pensano di programmare i lavori a termini decennali, no? Quindi, sapendo di questa inerzia del sistema burocratico italiano, dove le amministrazioni soffrono quando devono assegnare grossi appalti, ebbene noi ci troviamo in questa realtà dove in un sottopasso che è già chiuso oramai da diversi anni a corsie alterne, un po' chiudono da una parte, un po' chiudono per l'altra, e di fronte a questo fanno solamente adesso l'ultimo appalto, senza dell'ultimo lotto, perché ovvio in Italia i soldi da prendere agli automobilisti ci sono, ma quando si tratta di spendere non ci sono, quindi bisogna fare i lavori a lotti, non si fa un appalto generale come ad esempio è stato fatto per chiarire a chi ci ascolta nel ponte di Genova, no? Fare degli appalti chiavi in mano, quindi
la ditta che offre per tutti i lavori completi, quella che offre di meno, quella che dà un progetto migliore, si dà quella e si elimina la burocrazia. Il codice degli appalti fatto dal ministro Salvini in parte ha recepito queste cose, ma non è ancora a sufficienza, perché bisognerebbe cambiare anche la mentalità dei dirigenti, dei funzionari che gestiscono i lavori pubblici, sia dei comuni, sia delle città metropolitane, sia i funzionari dell'ANAS o delle ferrovie. Quindi modificare la mentalità del burocrate che non vuole responsabilità. Fortunatamente adesso è stato tolto l'abuso d'ufficio e quindi una parte degli amministratori si sentirà sollevata da questa nuova svolta giuridica, per cui non potranno essere indagati per una serie di presunti reati che magari servivano a svicolare da lacciuoli burocratici. Ebbene, Torino noi abbiamo i fenomeni che decidono di fare questa autostrada delle acque nella zona sud, che ha devastato la viabilità per settimane nella zona sud di Torino con la chiusura di strade. In alcune zone di Moncalieri ci sono delle strade ancora chiuse, no? Questa che si sommano ai lavori del sottopassaggio del Lingotto, che si sommano agli altri lavori che hai elencato tu senza un cronoprogramma. Cioè, non ci voglia molto a pianificare i vari enti. Allora, un ente che fa quello dice lo faccio io, fin quando non ho finito io non incominci tu, altro ente, a fare un altro lavoro, no? Per cui c'è questa mancanza di dialogo anche tra le varie amministrazioni, per cui tante volte lo vediamo nella realtà quotidiana. Magari il comune asfalta una strada che era rovinata dopo anni di lotte dei cittadini, di richieste. Il comune asfalta una strada, asfalta 200 metri. Subito dopo arriva un'azienda di sottoservizi che deve far passare o la fibra o qualcos'altro, quindi quell'asfalto nuovo viene in qualche modo violato da un attraversamento, e poi il rattoppo molte volte viene fatto così, e il rattoppo non è più efficiente come l'asfalto normale, e quindi incominciamo un altro circolo perverso dove abbiamo le strade con le buche. Non sento più il segnale. Luigi? Tutto? Ci siete? Luigi, ci sei? Tutto? Non è collegato? Sì, a me risultate entrambi collegati. Sì, io ci sono. Vi sentite? Io ci sono. Luigi? Tutto. Porca miseria. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Sai che c'è? Che per te ho apposta uno spazio nella testa che calpesta ogni mio altro pensiero. Sai che c'è? Che per te ho apposta uno spazio nella testa che calpesta ogni mio altro pensiero. Voglio affogare le mie mani nei tuoi jeans. Fosse un film, la storia è già scritta. Con il rosso sullo specchio, col tuo morso sull'orecchio. Con rimorso che se mi perdo di nuovo mi inverno. Già sappiamo l'inferno, com'è fatto però io non voglio tornarci.
tu mica lo so. La notte uccide il giorno uccide l'alba. Ho addosso il tuo lucida labbra. Quando ti incazzi ormai somiglia un po' a me. Non c'è nessuno che lo fa come te. Tu mi sai strappare ad un freddo cane, iniziare a correre. Sai che c'è? Che per te ho apposta uno spazio nella testa che calpesta ogni mio altro pensiero. Sai che c'è? Che per te ho apposta uno spazio nella testa che calpesta ogni mio altro pensiero. Penso che mi ripeto sei pazzo, che lei fa I love you, non lo farò mai di più, non lo farò mai di più. Oh mia lei, oh mia baby, oh mia lei. Se sto meglio, se sto in piedi, perché sei qui. Non lo fanno fermo anche se sai scrivermi. Io come stai me lo chiedo spesso fermo a pensare. Ieri stavo in certi posti neri. Quando vedi come perdi resti in quei guai. Non so se ti avrò pure mi illudo. Sai che c'è? Che per te ho apposta uno spazio nella testa che calpesta ogni mio altro pensiero. Sai che c'è? Che per te